Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Rapina in banca a Cocchio Trevisago nella tarda mattinata di oggi, paura nella filiale del Crédit Agricole in via Milano lungo la statale 394 nei pressi dei semafori. Una zona molto trafficata perché è vicinissima al centro commerciale, ai negozi e ad altri servizi sulla strada principale che porta da Gavirate alla Valcuvia. Non risultano feriti e proprio dagli ultimi minuti la notizia che i rapinatori sarebbero già stati fermati. Raffiche di vento fino a 85 km/h si sono abbattute oggi pomeriggio su Varese, increspando le onde del lago. Il servizio di Barbara Zanetti con le immagini di Agenzia Blitz. Le raffiche di vento sono arrivate a 90 km/h a Campo dei Fiori e così il tempo è tornato a essere argomento di conversazione davanti alle macchinette dei caffè, al bar e in attesa della cassa al supermercato. Nei 3 punti dove avvengono le rilevazioni a Varese, cioè a Villa Baragiola, ai Giardini Estensi e alla Schiranna, l'aria che soffia è stata nella giornata odierna tra i 45 e i 51 km/h, di più in alcune zone montuose e nelle valli al nord della provincia. La colpa, tra virgolette, come ricorda Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino, è del Favonio, a cui si è aggiunto il cosiddetto vento, tra virgolette, rientro da ovest. Il weekend sarà comunque, salvo imprevisti, all'insegna del bel tempo e con temperature più basse. E sempre oggi pomeriggio a Ghirla il tradizionale battesimo degli ortodossi nelle acque del lago. Sentiamo Nicola Antonello le immagini ancora di Agenzia Blitz. Per i fedeli ortodossi oggi è il giorno della celebrazione del battesimo di Cristo e come da tradizione nel Varesotto la comunità dei cristiani d'Oriente si è ritrovata al lago di Ghirla. Guidati da padre Vladimir Comenco, alcune persone si sono immerse nelle acque del bacino della Valganna. Gli inverni rigidi sono ormai un ricordo, ma il vento che spirava nel pomeriggio e le acque gelide dello specchio d'acqua hanno dato una parvenza di casa agli ortodossi presenti. Tra essi c'era anche padre Pietro, profugo ucraino ospitato nel Varesotto. Adulti e minori, indossando solo una tunica, sono entrati completamente in acqua, pregando soprattutto per una cosa: la pace in Ucraina. E torniamo a Varese, dove è stato inaugurato l'hub dove viene raccolto il cibo invenduto dai negozi, da distribuire il giorno dopo a chi ne ha bisogno. Ci spiega tutto Michela De Marchi, immagini sempre di Blitz. Inaugurato questa mattina l'hub per il ritiro e la consegna di eccedenti di cibo dai negozi di Varese. Un momento a cui hanno preso parte tutti i soggetti coinvolti e le autorità, tra cui il prefetto Salvatore Pasquariello, il deputato Maria Chiara Gadda, l'assessore regionale Francesca Caruso. L'hub entrerà in funzione a febbraio, coinvolgendo 16 negozi tra panifici, pasticcerie e fruttivendoli, che quando avranno eccedenza di cibo le consegneranno ai volontari, che andranno a recuperarle con biciclette elettriche attrezzate. Con il progetto si veicolerà un messaggio educativo alla città sull'importanza di recuperare il cibo senza sprecarlo. E ora ci spostiamo a Busto Arsizio, dove il comandante della polizia locale, Stefano Lanna, traccia il bilancio dell'attività 2023 dei suoi uomini. Sentiamolo al microfono di Veronica De Riu. La parola d'ordine è soprattutto migliorare non solo quello che è la percezione di sicurezza, ma quello che è anche la vivibilità del cittadino. E questo lo vado a fare mettendo in campo 2 aspetti del nostro lavoro. Il primo è quello della professionalità, quindi lavorare su progetti specifici, mirati, lavorare con dei nuclei specialistici. E questo riguarda proprio il codice della strada, ovviamente l'attività investigativa, il commercio, l'edilizia, l'ambiente. Sono tantissimi campi dove la polizia locale può veramente andare a mettere in campo la propria professionalità e le proprie capacità. Dall'altro lato invece voglio andare a riprendere quello che è il nostro vero ruolo, che è quello della prossimità. Essere prossimo al cittadino e a tutte quelle che sono tutte o comunque le attività che si vanno a relazionare con quello che è il nostro profilo professionale e svolte dal cittadino, quindi l'ambito commerciale. A Malnate incontri pubblici su come combattere ed evitare le truffe. Il servizio di Barbara Zanetti, le immagini di Agenzia Blitz.
sono incontri che si organizzano all'interno delle parrocchie, della chiesa o delle associazioni a livello locale. Lo scopo è quello appunto di prevenire le truffe. Sono avvenuti 6 tentativi di truffe agli anziani con la classica chiamata telefonica in cui dicono siamo dei carabinieri, un suo parente si è fatto male, dicono il nome cercando di farsi dire il nome del parente prossimo direttamente dagli anziani, e attraverso un raggiro riescono a farsi avere dei soldi. Ebbene, questo tipo di truffa è stata sventata 6 volte grazie ai cittadini che, preparati, hanno capito che si trattava di una truffa e non è andata a buon fine. A Nebbiuno, premiata la barista di 99 anni che sarà presto nominata Cavaliere al Merito del Lavoro. Ci racconta tutto Maurizio Roberto. A Nebbiuno proseguono i festeggiamenti per Anna Possi, la barista più anziana d'Italia e forse d'Europa, che a 99 anni gestisce in autonomia il bar centrale di Nebbiuno. Ed ora per lei c'è in vista l'onorificenza della Presidenza della Repubblica, il Cavalierato al Merito. Intanto ad omaggiarla con una targa oggi FIPE Confcommercio, il consigliere nazionale Massimo Sartoreti, e Confcommercio Alto Piemonte con il presidente Maurizio Grifoni. I due hanno consegnato, insieme al deputato leghista Massimo Garavaglia, una targa premio per la sua lunga attività. Dopo un articolo online di Prealpina, il caso della quasi centenaria che gestisce da sola il bar ha fatto il giro d'Italia. Di lei si sono interessati la RAI, TV Mediaset, la TV svizzera, ANSA, facendola diventare la barista più famosa della penisola. Grifoni ha detto: Anna rappresenta un simbolo, un caso eccezionale, ma che indica come un locale è anche un luogo di riferimento, di cultura per un paese e per una popolazione. L'iter per il Cavalierato è già stato avviato. E ora il bilancio del soccorso alpino varesino, 40 soccorsi soprattutto per cadute. Ce ne parla Fabio Pellacco. Nel 2023 il soccorso alpino ha effettuato 40 interventi per aiutare gli escursionisti in difficoltà sulle montagne del Varesotto. Il bilancio dell'attività di soccorso è stato comunicato oggi dalla 19ª delegazione lariana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che opera anche nelle province di Lecco, Como e nell'Oltrepo Pavese. Il dato positivo riguarda il calo delle operazioni di soccorso su tutto il territorio di competenza. L'anno scorso sono stati in totale 446, con 27 persone che hanno perso la vita. Nel 2022 invece erano stati effettuati 487 interventi con 35 deceduti. E dai soccorritori arriva l'invito a prestare maggiore attenzione nel percorrere i sentieri. La maggioranza degli infortuni in montagna, infatti, è causata proprio dalle cadute che ricorrono nel 33% dei casi. Mondo del calcio sotto shock. Dopo una lunga malattia è morto Giuseppe Ticli, 44 anni, per 2 stagioni in campo con la maglia della Propatria, il servizio di Luca Spriano. Calcio in lutto, Propatria scossa. Giuseppe Ticli, 44 anni, è morto ieri sconfitto da una malattia. Durante la sua carriera aveva giocato a Busto Arsizio, era accaduto dal 2005 al 2007. Appresa la notizia, il club di Via Cabianca ha voluto esprimere sui social il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia. Ticli, originario di Vizzolo Predabissi nel milanese, lascia la moglie e 2 figli. Basket, Nico Magnon carica Varese che domenica affronta in casa la Virtus Bologna, il servizio di Giuseppe Sciascia, le immagini di agenzia Blitz. Nico Magnon ex di turno nel big match di domenica tra Varese e Virtus Bologna, motivazioni particolari per te in una partita contro i tuoi compagni? Sì, contro la Virtus è una squadra che diciamo che conosco bene, però è un'altra partita per noi, dobbiamo vincere, dobbiamo giocare bene. Contro Venezia è stato difficile, uno dei top squadre nella Lega, adesso giochiamo un altro delle top squadre nella Lega, quindi dobbiamo alzare il livello un po', diciamo. E adesso parola al nostro direttore Silvestro Pascarella, che vi anticipa cosa leggerete sulla Prealpina domani dopo averla acquistata in edicola. Menù ricchissimo sul giornale di domani, perché abbiamo il focus sulla classe media tartassata da tasse e carovita. Poi lo sapevate che gli infermieri vanno a lavorare non solo in Svizzera ma anche in Finlandia perché prendono più soldi? E quanto costa rifornirsi di droga nei boschi
della Valle Olona, abbiamo fatto un'inchiesta, abbiamo parlato di politica, Reguzzoni va o non va in Forza Italia per le europee, e di sport con le final di Coppa Italia di hockey, e l'intervista esclusiva a Nico Mannion che domenica affronterà gli ex di Bologna, e poi intervistona a Giorgio Fossa, past president di Confindustria, che ci svela qual è lo scenario in vista delle elezioni del nuovo presidente. Bene, con questo è davvero tutto. L'appuntamento con le informazioni di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Buona serata!